Si sono incrociati nella nuova sala operativa unificata per le grandi emergenze del SUEM 118 e dei Vigili del Fuoco, uno in arrivo e l'altro in partenza. Paolo Caputo lascia la direzione della centrale operativa di Venezia del 118 dopo 10 anni. Giovanni Di Iorio succede a Ennio Aquilino al comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. Per me Venezia è il settimo comando provinciale che dirigo. Ho cominciato la carriera a Piacenza, ho girato l'Italia, la finirò a Venezia. Sono stato avvisato, diciamo, dai colleghi, dagli amici, dai superiori, inferiori, diciamo, della fragilità della città di Venezia. È preoccupato? Ma no, assolutamente. Se fossi preoccupato non farei questo mestiere. Però Venezia è una città particolare, comunque con tante varie realtà. Cioè, non sono venuto qui da incosciente, assolutamente. Però nemmeno mi faccio prendere dal panico. Farei un altro mestiere se mi facesse prendere dal panico per le criticità, le fragilità e le peculiarità che troverò qui a Venezia. Paolo Caputo è soddisfatto di lasciare Venezia con una nuova sala operativa unificata tra SUEM e Vigili del Fuoco, frutto di una collaborazione, dice, che oltre che essere diventata motivo di arricchimento reciproco, garantirà un'organizzazione più tempestiva ed efficace. E se dovesse dare un consiglio a chi la sostituisce, che cosa gli direbbe la prima cosa? Di seguire il cuore, di seguire la testa. Non è per parafrasare altro, bisogna comunque osare per ottenere. E quando uno osa per ottenere il meglio per la cittadinanza e non per se stesso, è autorizzato a fare tutto. Come può osare il SUEM? Chiedere le risorse che necessitano per dare la risposta adeguata ai nostri cittadini.